una importante legge che mette un punto fermo a sostegno del mondo delle auto, delle moto di interesse storico e collezionistico, nel senso che dà la possibilità a loro di poter circolare nel periodo del cosiddetto blocco auto per i veicoli ultra trentennali. In via generale ovviamente basta che non sia per usi professionali o ovviamente attività di vita sostanzialmente quotidiana, e i veicoli dai 20 ai 29 anni con possibilità di circolazione ovviamente durante le necessità legate alla gestione della manutenzione nelle officine e nelle carrozzerie, piuttosto che partecipare ad eventi e a raduni. Ovviamente questi veicoli devono avere una caratteristica, cioè devono avere la certificazione di rilevanza storica e quindi veicoli che garantiscono ovviamente l'interesse del patrimonio culturale e storico, artistico, perché sappiamo che anche la giurisprudenza ci dice che gli interessi ambientali da una parte e dall'altra gli interessi storici ovviamente rilevanti devono essere contemperati nello stesso piano, allo stesso livello, e quindi poi lasciamo chiaramente ai sindaci, perché così è prevista dalla legge, la possibilità ovviamente di derogare a questa legge nel caso in cui ritengano che ci siano oggettive necessità dal punto di vista ambientale, di tutela della salute, e quindi poter dare, diciamo, un ulteriore, con ordinanza sindacale, un ulteriore limite. Però io credo che oggi vogliamo dare un segnale importante al mondo delle auto storiche e collezionistiche certificate e soprattutto al movimento che ci sta dietro, che è un movimento di cui dobbiamo andare orgogliosi per il patrimonio italiano che loro rappresentano e costituiscono e per l'importantissimo indotto economico che ci sta dietro, anche solo per l'attività artigianale, per l'attività ovviamente della meccanica, che rappresenta ancora un orgoglio italiano. Ricordiamo gli altri sottoscrittori. Devo ringraziare davvero tutti i colleghi che hanno sottoscritto, da partire dai colleghi Maltauro, dal collega Patron, Barbera, al Presidente della Commissione Sesta Enoc Soranzo, e ringrazio anche l'assessore Venturini per la disponibilità non solo dimostrata nella precedente legislatura nel sottoscriverlo e oggi come assessore all'ambiente, che è pronta ovviamente non solo ad accogliere questa legge ma ad andare avanti insieme a coloro che devono aiutarci a preservare bene l'ambiente, contemperando ovviamente anche la storicità. Un ringraziamento anche diffuso a tutti i colleghi che hanno sostenuto in Consiglio regionale. Io credo che abbia un impatto molto significativo e contestualmente ciò che è importante è recepire che il nostro mondo di passione e di cultura è un mondo di tantissimi appassionati che è capace esso stesso di promuovere attività sul territorio importanti come quella di tutta la filiera degli artigiani che si interessa di restaurare e di manutenere questi veicoli, e quindi è un qualcosa di estremamente significativo, insieme a tutto quello che sono le attività legate al turismo indotto, attività ovviamente tipo alberghiero, enogastronomiche e quant'altro, quindi anche la promozione dei territori attraverso tutte le visite che possono essere fatte attraverso il nostro mondo di passione, perché con i nostri veicoli storici, auto, moto che siano o quant'altro, si possono raggiungere anche le aree meno battute dal turismo, che normalmente, come sappiamo, si accumula in certe situazioni particolarmente elevato, dove c'è overtourism, ma molto spesso si dimentica di certe aree.